Ho più volte ribadito l'importanza che gli assessori si occupino esclusivamente della loro attività amministrativa, non si perdano in beghe politiche o partitiche. Quindi gli assessori non potranno, diciamo, occuparsi di questo, dovranno occuparsi a tempo pieno della loro specifica attività. È questo il messaggio che risuona tra i corridoi del Palazzo Grandi Stazioni nel giorno delle presentazioni ufficiali. Eccola la nuova giunta regionale del Veneto con i suoi 10 assessori chiamati uno a uno dal presidente Alberto Stefani, che inizia calando l'asso un profilo rigorosamente tecnico. Sono onorato di poter dire che il professor Gino Gerosa assume la delega alla sanità, alla programmazione sociosanitaria. Grazie professore, sono onorato della sua scelta. Gino Gerosa, cardiochirurgo di fama internazionale, dirigente all'azienda ospedaliera di Padova, guiderà quindi l'assessorato più impattante, quello che da solo impiega l'80% delle risorse di bilancio, scorporato rispetto al passato il referato al sociale, che va alla trevigiana leghista Paola Roma, che avrà anche la delega allo sport e all'abitare. Sempre dalla Lega arriva Massimo Bitonci, nuovo assessore allo sviluppo economico, unico assente giustificato della giornata, che dovrà lasciare il posto di sottosegretario al Ministero del Made in Italy. L'altro leghista è il vicentino Marco Zecchinato, già sindaco Orgiano. A lui le delega all'urbanistica, enti locali, identità veneta. 5 posti in giunta confermati per Fratelli d'Italia, con il veneziano Luca Spavanetto che diventa il vice di Stefani. Il suo assessorato è pesantissimo, spaziando dal turismo al lavoro, materia quest'ultima che non sarà più della polesana Valeria Mantovan, che resta all'istruzione e alla formazione e si prende la cultura. A Diego Ruzza, già sindaco di Zevio, vanno trasporti e mobilità, mentre Filippo Giacinti, primo cittadino ad Albignasego, si occuperà di bilancio. Da Belluno arriva Dario Bond, anche per lui un super assessorato, agricoltura, caccia e terre alte con relativa gestione dei fondi comunitari derivanti. A rappresentare Forza Italia è la padovana Elisa Venturini, consigliere uscente, un passato da sindaco di Casalserugo, per lei protezione civile e ambiente. Pacta sunt servanda, aveva detto più volte Stefani, con riferimento alla spartizione tra alleati, e così è stato, ma la questione è anche geografica, con l'asse del potere che sembra spostarsi a ovest lungo la direttrice Padova-Vicenza-Verona. Il baricentro politico di questa giunta si sposta su Padova-Verona o è una giunta equilibrata tra i territori? È una giunta assolutamente equilibrata, nel senso che intanto garantisce la territorialità di tutte le province. Non solo assessori però, con Stefani che ha sfruttato una possibilità normativa, quella di individuare dei consiglieri delegati. La prima è la veronese Elisa De Berti, assessore uscente Zaiana Di Ferro, che continuerà a presidiare le infrastrutture, Pedemontana, Via del Mare, cantieri olimpici, su tutto. E poi Morena Martini, insegnante e sindaca storica di Rossano Veneto, voluta da Stefani per aiutarlo nella partecipazione giovanile. Proprio le politiche giovanili restano in capo al presidente 33enne. Faremo tutto quello che si potrà fare perché il Consiglio regionale e ovviamente la Giunta possa garantire un piano importante di coinvolgimento dei giovani alla politica.